nostro presidente è molto ricercato, lo dovete sapere, perché ognuno che chiama in radio per fare la dedica, dove sta il presidente, poi chiama un'altra e dove sta il presidente, e la chiusura l'ha fatto l'amica Lina, l'amica Lina ci chiamava, ha detto mi passi un attimo il presidente. Come dobbiamo fare? Dai ragazzi, se qualcuno lo vuole, io glielo spedisco, mi raccomando. Tutti quanti, fatemi sapere chi vuole adottare il nostro presidente. Io lo faccio, io lo adotto. Ti fai adottare, presidente? Già stanno squillando i telefoni, vedi? Pronto? Chi è? Hai sta prima Lina. La mo ti chiama pure. Ciao, ciao. E ci chiamava l'amica Lina e mi diceva amici, la prima sono io che lo adotto. Lina, ma vedi che il presidente è pesante, però non è uno qualsiasi che tu lo metti seduto, sta lì bello buono, calmo, tranquillo, no, magari. La prima è Lina, vediamo la prossima che vuole adottare il nostro presidente chi è? Dai ragazze, facciamo sto sondaggio. Facciamo una cosa, chi adotta il presidente gli offriamo un bel aperitivo alla caffetteria Ghezzi, che ne pensi? Pronto? Chi sei? Pure tu, pure Emilia, va bene Emilia. Ciao, adesso ciao. È un'altra chiamata per l'adozione, l'amico Emilia da Castellammare. Emi, pure tu, presidente. Vai, ne sono due, ragazzi. Arriviamo a 5 di loro, dai. E poi le facciamo venire a tutte quante qui in radio. Le facciamo vedere tutte quante qui in radio. E sceglie lui, però, raga, da chi vuole essere adottato. Eppure l'amica Floriana lo vuole adottare. Floriana, manna. L'amica Floriana è pure vuole adottare. Oh, i telefoni stanno impazzendo, ragazzi, per questo annuncio. Amo, che fai con la cornetta in mano? Ti prendo io, amore mio. Ti amo, Frolla. E l'amica Frolla dice: che fai il presidente con la cornetta in mano, Frolla, pure tu e la terza, i telefoni stanno impazzendo, ragazzi, per questo annuncio che ho fatto. Vi do un po' di indizi del nostro presidente, il nostro presidente è alto, capelli biondi, biondo scagnato, occhi azzurri, bell'uomo palestrato, mi raccomando, perché ci vuole la cosa palestrata. Lui va in palestra ogni mattina. La sera no, perché dice la sera devo mangiare. I telefoni che stanno impazzendo tutti e due, il rosso, blu, il verde, non si capisce niente. E intanto raga, comunque Floriana, Lina e Emilia da Castellammare sono le prime tre che vanno in semifinale. Che poi man mano facciamo il conto e le invitiamo a tutte quante in radio, però sceglie lui, ragazzi, mi raccomando. Qua arrivano altri messaggi, vediamo un pochino la regia. Anche Mena dalle Case Nuove, pure lei vuole il presidente. Presidente, ma ti vogliono tutte queste persone, no? Quello che dico io. E alla fine ce l'ho sempre a fianco a me. Perché non venite in radio, ragazzi? Facciamo la scelta. Bacio a Mora Napoletana. Anche Mora Napoletana adotta il presidente. Sì, ma arrivato a sto punto, ragazzi, lo devo mettere all'asta. Perché non posso scegliere né io né lui. Mi dispiace. Intanto ci arrivava ancora un messaggio. Che bello ritornare dopo anni a Torre ed ascoltare Radio Onda Verde, la mia passione da adolescente. Allora lo adotto io? Lo conosco benissimo, Luca. Ciao Luca da Torre Annunziata. Dovete sapere che Luca è un ex conduttore